Buongiorno da Sicilia 24, le principali notizie. Maestre picchiate alla Petrarca di Catania, concitato incontro a scuola con il sindaco Trantino e l'arcivescovo Renna. La mamma dell'alunno schiaffeggiato, non è solo colpa mia. La spettacolare eruzione dell'Etna attira curiosi e turisti. La colata lavica è arrivata a quota 1850 metri. A Fontanarossa chiusi per ricaduta di cenere alcuni spazi aerei sino alle 18:30. Catania, 2,5 quintali di droga sequestrati, erano nascosti in alcune case abbandonate di San Cristoforo e un deposito dismesso non distante al faro Biscari. A Isola delle Femmine il segretario della CGIL Landini, c'è troppa precarietà e lancia il referendum sul lavoro. Mio figlio è malato, rischia di morire in carcere. L'appello del padre di Paolo Montalbano, un giovane agrigentino arrestato con l'accusa di tentato omicidio per aver aggredito un medico. La pioggia caduta in Sicilia ha riempito gli invasi, ma Agrigento resta capitale della crisi idrica. I cittadini lanciano un appello a Schifani. Calcio, pari e fischi per il Palermo che al Barbera non è andato oltre il 2-2 con il Mantova. Dionisi contestato dal pubblico ma non è a rischio esonero. Prestazione negativa del Catania con la Casertana, i rossazzurri pareggiano e nel finale ringraziano il portiere che ha evitato la sconfitta. Contestazione per tutti, dalla squadra alla proprietà. Bentrovati, iniziamo il nostro telegiornale con il caso delle insegnanti picchiate alla Petrarca. Animato confronto questa mattina tra il sindaco Trantino e i genitori degli alunni alla presenza dell'arcivescovo Renna. A Sicilia 24 parla una delle protagoniste del pestaggio. Non è solo colpa mia, dice, la maestra ha schiaffeggiato mio figlio. Tonino De Mana. Le maestre picchiate sotto shock, assenti giustificate. Poi tutti presenti, dall'arcivescovo di Catania Renna al sindaco Trantino, dalle forze dell'ordine ai genitori degli alunni dell'istituto Petrarca, la scuola balzata agli onori della cronaca per l'aggressione alle insegnanti. Animi accesi per un lungo confronto dove ognuno ha manifestato le proprie ragioni. Determinati contesti accentuano gli atteggiamenti di violenza che tuttavia non sono mai giustificabili. Che parole usare in questi casi per calmare le acque? Dialogare, perché non si tratta di calmare le acque ma di trovare un punto di incontro. E non sono mancati momenti di tensione, specie quando Trantino ha ricordato che non si reagisce con la violenza ma rispettando le leggi. Vi proponiamo una delle versioni, quella della madre, protagonista del pestaggio. Mio figlio mi ha detto: mamma, vedi che mi ha dato una pacca, diciamo, sul capo della testa, e già il giorno prima mi aveva detto che aveva fatto un solo ai piatti. Non si deve permettere, né per scherzo né per dire va bene, non va bene, di reagire a un bambino, di reagire e di mettere le mani addosso a un bambino. Cosa si sente di dire adesso alle maestre che sono un po' sotto shock? Le maestre, quelle là colpite, si facciano un overo di coscienza per quello che hanno fatto. No, perché io ho sbagliato a livello che io ho alzato le mani, ma lei non ha fatto di meno. Nel frattempo riprendono le lezioni con il sindaco Trantino nell'insolita veste di maestro. E per non sottrarre tempo agli alunni della quinta D, microfoni e taccuini affidati all'assessore all'istruzione Guzzardi. Vi sono delle problematiche di base, ma questo non giustifica il comportamento di chi ha aggredito l'insegnante, a cui va sempre e comunque il nostro sostegno. Sull'accaduto indagano i carabinieri della compagnia Fontanarossa e della stazione di Nesima. Va avanti la spettacolare eruzione sull'Etna, dove la colata continua ad avanzare ed è arrivata a quota 1850 metri. Il vulcano è strettamente monitorato dai vulcanologi dell'INGV che in questi giorni hanno raggiunto il fronte lavico per prelevare dei campioni e offrirci una visione ravvicinata. Lorena Dolci. Siamo al fronte lavico, la colata in questo momento ha tagliato l'altomontana. A parlare la ricercatrice dell'INGV Emanuela De Beni, che con un team di colleghi ha raggiunto il fronte lavico per verificare come si è evoluta negli ultimi giorni la colata. Viene utilizzato anche questo drone con un doppio sensore visibile e termico.
Il pilota Cantarera lo guida sulla colata. A sinistra del controller vediamo l'infrarosso, in giallo c'è la zona più calda, in fucsia quella più fredda e in nero la neve. A destra si vede invece la lava che sta arrivando alla pineta. Ma ai vulcanologi occorre anche una visione ravvicinata. Ecco allora un'altra ricercatrice, Rosanna Corsaro, che si avvicina al fronte lavico per prelevare dei campioni di lava ormai fredda. Il magma sarà analizzato in laboratorio per conoscerne la composizione, che dirà se viene dal profondo o da un serbatoio superficiale. Operazioni riservate agli esperti degli NGV. La raccomandazione infatti è di non avvicinarsi troppo alla lava, non solo per il rischio di masse incandescenti, ma anche perché nel contatto con la neve potrebbero sprigionarsi esplosioni di vapore bollente. Allora meglio restare alla giusta distanza, 200 metri il consiglio del soccorso alpino, e godersi lo spettacolo di questa eruzione cominciata l'8 febbraio da una fessura alla base del cratere Boccanuova, una colata discretamente alimentata che facendosi spazio in mezzo alla neve è arrivata alla pista altamontana intorno a 1850 metri. E proprio per questo spettacolo l'Etna è stata presa d'assalto. Ieri oltre 1000 persone hanno affollato i tornanti del vulcano per vedere da vicino l'eruzione, una situazione che ricorda l'assalto a Roccaraso, ma con pericoli maggiori perché sono bloccate le vie di fuga. La raccomandazione della Protezione Civile è di non intasare le strade e di coordinare gli interventi fra tutti gli enti interessati. Intanto il vulcano continua anche a sbuffare cenere che ricade sui paesini dell'Etna, con effetti invece limitati sull'aeroporto di Catania, che sta lentamente recuperando la piena operatività. L'unità di crisi della SAC, la società di gestione dello scalo, ha disposto la chiusura di alcuni spazi aerei fino alle 18:30, qualche ritardo sui voli in arrivo, nessuna restrizione sulle partenze. E a Catania maxi sequestro di marijuana a San Cristoforo. La droga era nascosta in enormi sacchi di plastica tra materiali di risulta. Avrebbe fruttato 2 milioni di euro. Tonino De Mana. Era nascosta tra materiali di risulta, ma non è sfuggita alla vista dei carabinieri del comando provinciale di Catania. 2,5 quintali di marijuana sono stati rinvenuti e sequestrati nel corso di un'operazione effettuata in alcune case abbandonate di San Cristoforo. In un deposito dismesso non distante da Faro Biscari, i militari del nucleo investigativo sono riusciti a scovare un ingente quantitativo di droga abilmente nascosta tra vari materiali di risulta accatastati lungo una viuzza laterale e senza via d'uscita. Di fronte ad un consistente cumulo di droga, i militari hanno proceduto alle non semplici operazioni di recupero della sostanza, vedendosi costretti ad utilizzare 2 mezzi furgonati dell'arma. Al termine dell'intervento sono stati recuperati ben 34 sacchi di plastica, alcuni chiusi e addirittura sigillati. Sono in corso indagini anche di natura tecnico-scientifica per comprendere le dinamiche criminali, compreso la destinazione finale della sostanza stupefacente che, al dettaglio, avrebbe fruttato tra 1,5 milioni e 2 milioni di euro. Svolta nelle indagini sull'omicidio di Mayoub Aymen, il 31enne tunisino ucciso a colpi di pistola il 10 febbraio scorso nel centro di Ribera. I carabinieri di Sciacca hanno arrestato Ciro Ruvolo, di 51 anni, bloccato a Porto Empedocle. L'omicidio, secondo gli inquirenti, sarebbe legato a contrasti nel traffico di stupefacenti. Decisive per l'identificazione le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Il segretario della CGIL, Maurizio Landini, è oggi a Isola delle Femmine per l'assemblea dei dirigenti del sindacato. Siamo assediati, ha detto, dalla precarietà. E poi il segretario ha lanciato il referendum sul lavoro. Marco Gullà. Dal referendum sul lavoro alla precarietà che affligge l'Italia e in particolare la Sicilia, a Isola delle Femmine, nel Palermitano, l'assemblea di tutti i gruppi dirigenti della CGIL in Sicilia, alla presenza del segretario generale Maurizio Landini. La qualità dell'occupazione che si sta creando è una qualità balorda, di precarietà su precarietà. La gente è precaria e con salari bassi e si sta, tra l'altro, aumentando l'occupazione nei settori dove c'è più precarietà, perché se guardiamo i settori industriali c'è un calo dell'occupazione e c'è un aumento di quelli che hanno più di 50 anni perché hanno bloccato le pensioni. I numeri parlano. Sulla situazione della ST Microelectronics di Catania e sulle 2 settimane di cassa integrazione, Landini parla così. Mi sembra che sia sotto gli occhi di tutti che quello è un settore strategico e c'è bisogno di politiche industriali molto chiare. Noi stiamo pagando
non solo su queste vertenze, ma più in generale stiamo pagando un'assenza di politiche industriali nel nostro Paese, perché avere politiche industriali vuol dire che il governo deve individuare quelli che sono i settori strategici. Poi un altro tema del referendum, quello delle morti sul lavoro. Tra i record del nostro Paese ci sono più di 1000 morti sul lavoro all'anno e più di 500.000 infortuni. E noi stiamo chiedendo una cosa molto precisa, che un'azienda che decide di appaltare il lavoro deve rimanere lei responsabile della sicurezza e della qualità del lavoro che si determina, visto che la maggioranza degli infortuni e delle morti avviene lungo la catena degli appalti, dei subappalti, dei sottappalti e delle finte cooperative. Dati di lavoro precario che aumentano soprattutto in Sicilia. Credo che nessuno di noi alla domanda cosa vuoi fare da grande risponde il precario, e penso che uno che ha figli, che vuole vedere un futuro, avrebbe piacere che i suoi figli non come succede adesso che sono costretti ad andare all'estero a lavorare, ma potessero rimanere in Italia, potessero rimanere in Sicilia, nel suo paese, per poter usare la propria intelligenza. Mio figlio rischia di morire in carcere, è l'appello del padre di Paolo Montalbano, un giovane di 24 anni malato e arrestato con l'accusa di tentato omicidio per aver aggredito un medico. Sentiamo Davide Sardo. Paolo Montalbano, 24 anni, di Cala Monaci in provincia di Agrigento, è in carcere da un anno per aver aggredito un medico endocrinologo a Palermo. Ha patteggiato 5 anni di reclusione per tentato omicidio, è affetto dalla sindrome di Cushing e da una grave alterazione psichica. Ha perso 40 kg e si trova in condizioni critiche. Il padre Antonino Montalbano lancia un appello per ottenere gli arresti domiciliari e garantire al figlio cure adeguate, inclusa una terapia iperproteica prescritta dall'ospedale Niguarda di Milano. Mio figlio ha già tentato il suicidio e l'ultima volta che l'ho visto mi ha detto: papà, io non ce la faccio più a resistere a questi dolori atroci perché se lo stanno mangiando. Mio figlio ha un tumore in testa, all'ipofisi, e mio figlio è come una candela, si sta spegnendo e si sta consumando giorno dopo giorno. Non è che dobbiamo aspettare che muore. Nonostante perizie mediche confermino la gravità della sua malattia, il giovane è stato trasferito in diversi carceri senza ricevere cure adeguate, secondo la famiglia. Ha tentato il suicidio 2 volte nel carcere Pagliarelli di Palermo. Il padre, che ha difficoltà a visitarlo per problemi di salute, ha scritto al presidente Mattarella, mentre il garante dei detenuti e l'amministrazione penitenziaria regionale seguono il caso. Tuttavia le condizioni di Paolo peggiorano e la famiglia teme per la sua vita. Sparito da alcuni giorni da Blufi, un comune delle Madonie, un piccolo cane di nome Brian è stato trovato dai proprietari morto. Era stato legato e picchiato selvaggiamente fino a scuoiarlo. Poi è stato impiccato e lasciato morire lentamente. L'Associazione Difesa Animali e Ambiente ha garantito una taglia da 1.500 euro a chi aiuterà a individuare e far condannare in via definitiva gli autori di questo crimine. Adesso una breve pausa, ci vediamo tra poco. La pioggia caduta in Sicilia ha riempito gli invasi, ma Agrigento resta la capitale della crisi idrica. La dispersione continua a incidere e i cittadini denunciano stanchezza e si appellano a Schifani. Sentiamo Roberta Lunghi. Nel periodo in cui gli invasi si riempiono in Sicilia per le piogge degli ultimi 40 giorni, con un più 34% nell'ultimo mese, Agrigento resta comunque la capitale della crisi idrica. La lotta sarà impari finché il sistema delle condutture non verrà adeguato, perché senza alcun dubbio resta la dispersione il nemico numero 1 del ritorno alla normalità nella città capitale della cultura. Siamo sostanzialmente stanchi, non ce la facciamo più. Qui abbiamo praticamente delle comunità, abbiamo dei B&B, abbiamo delle strutture sanitarie. Come è possibile lasciare senza acqua? La rete idrica è il problema, l'acqua ad Agrigento c'è, il problema è la distribuzione. Oggi l'unica cosa che possiamo chiedere è al Presidente, al Governatore Schifani, con il potere di sussidiarietà, di prendere in mano la situazione. Respira invece Caltanissetta con molti se e molti ma. Ma noi non dobbiamo abbassare la guardia, perché le modifiche strutturali al sistema idrico regionale vanno comunque fatte, a partire per esempio dai collaudi delle dighe.
I numeri forniti dal Dipartimento regionale dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico di Sicilia riportano un aumento di volume delle acque delle 30 dighe in Sicilia di 68 milioni di metri cubi solo nell'ultimo mese. Su Lentini l'aumento maggiore, poi l'Ancipa e la diga di Pozzillo. In una classifica che conforta il comparto agricolo e i cittadini, le ombre ci sono e denunciano la necessità di intervento. Un dato su tutti riguarda, a conferma del disagio nell'Agrigentino, il bacino del fiume Sosio Verdura, dove in un'annata di piogge 50-60 milioni di metri cubi di acqua si sono dispersi in mare. A Messina ci sono ancora 1300 famiglie che vivono in baracca e a tenere banco è la vicenda relativa al risanamento dopo la revoca dell'incarico al commissario per il risanamento Marcello Scurria. Si è creata una frattura interna a Forza Italia. Francesco Triolo. Oggi la firma per l'acquisto di altri 5 appartamenti destinati alle famiglie che vivono in baracca a Messina, ma il lavoro ancora è tanto, come testimoniato dal report dettagliato di quanto fatto e quanto ancora da fare nel subcommissario per il risanamento di Messina Marcello Scurria, per il quale il presidente della regione Renato Schifani ha avviato la procedura di revoca. Negli ultimi anni 700 famiglie non abitano più in baracca, ma ci sono altri 1300 nuclei familiari che vivono nelle baraccopoli, 65, ancora da demolire. Tra queste le 2 maxi baraccopoli di via Taormina e Ritiro, vere e proprie città nella città. Adesso il futuro diventa un'incognita perché la decisione del governatore Schifani di sollevare dall'incarico Scurria è diventata terreno di scontro politico e di frattura all'interno di Forza Italia, il partito del governatore Schifani e della sottosegretaria ai rapporti con il Parlamento Matilde Siracusano, primo sponsor di Marcello Scurria e del suo lavoro. Le colombe di pace tra gli azzurri sono già in azione, l'obiettivo è quello di ricucire lo strappo tra il presidente della regione ed un autorevole esponente del governo Meloni, considerato che proprio la Siracusano ha avuto un ruolo decisivo nell'adozione della legge speciale per il risanamento delle baraccopoli di Messina. Chiudere la querelle nel più breve tempo possibile è l'obiettivo e Schifani deve decidere se annullare la revoca e far proseguire Scurria sino al 31 dicembre 2025, quando scadrà il suo mandato, oppure se affidare i poteri speciali al sindaco Federico Basile o a Cateno De Luca. La domanda è: ci potranno essere così margini per ricomporre la frattura interna a Forza Italia? Dalla notte scorsa e fino a venerdì resterà chiusa parzialmente l'autostrada 20 nel tratto fra Rometta e Milazzo. Auto e mezzi pesanti che viaggiano in direzione Palermo sino a giovedì dovranno uscire obbligatoriamente a Rometta e rientrare a Milazzo, mentre nella giornata di venerdì le vetture in direzione Messina dovranno uscire a Milazzo e rientrare a Rometta. Il motivo di una chiusura così prolungata è legato alla ricostruzione del cavalcavia numero 3 che passa sull'autostrada all'altezza di Spadafora e che conduce dalla zona della statale fino alla frazione di San Martino. Si tratta di uno dei 20 cavalcavia sequestrati dalla Procura di Barcellona qualche anno fa e che per motivi strutturali è stato demolito e ora sta per essere ricostruito. Adesso una pausa e poi l'ampia pagina dedicata al calcio. Eccoci al calcio, pari e fischi per il Palermo che al Barbera non è andato oltre il 2-2 con il Mantova. Dionisi è stato contestato dal pubblico ma non è a rischio esonero. Marco Gullà. Il Palermo non sa più vincere, quella che doveva essere la partita del rilancio si è ancora una volta trasformata in un nuovo passo indietro. Al Barbera con il Mantova finisce 2-2, da salvare solo l'ottima prestazione di Poyampalo, autore di un assist e gol su rigore. Poi per il Palermo un pari che sa di bocciatura. Dopo il gol di Verra, molto bello, la formazione rosanero anziché chiuderla si è fatta nuovamente trovare impreparata. La rimontite fa volare anche il Mantova che nella ripresa la ribalta. Poi la rete di Poyampalo per il definitivo 2-2. Il rosso a Ceccaroni, decisamente esagerato, rallenta ulteriormente il Palermo che rimane a 2 punti dalla zona playoff. Fare complimenti ai ragazzi perché non si sono disuniti, qualcuno ha finito in fatica e la partita l'abbiamo fatta, abbiamo concesso poco la palla a loro che hanno di media il 60% di possesso e oggi non è stato così.
E deve essere questo con più ancora cattiveria e rabbia nella prossima partita. A fine partita è stata pesante la contestazione soprattutto per Dionisi, che al momento resta in sella. Il Palermo ha dimostrato di essere una squadra incapace di mettere sotto un'avversaria modesta che veniva da un periodo negativo. Gli esterni non affondano e non riescono mai a creare superiorità. La difesa a 3 imbarca acqua e soprattutto gol. Il tanto auspicato cambio di marcia non è ancora arrivato. Prestazione negativa del Catania con la Casertana. I rossazzurri giocano male, creano poche occasioni, pareggiano e nel finale ringraziano il portiere che ha evitato la sconfitta. Contestazione per tutti, dalla squadra alla proprietà. Marco Carli. Un tiro nello specchio della porta, questo il rigore di Inglese che sblocca la partita. Conclusione imparabile, 12° gol in campionato, l'unico sorriso di una partita pessima che per il resto ricaccia indietro il Catania. Sfumate in un colpo solo le convinzioni arrivate dopo Monopoli, le velleità di cambiamento. Basta una Casertana lievemente più aggressiva, l'ingenuità di Allegretto e il rigore di Carretta per mandare i rossazzurri definitivamente in confusione. Siamo solo in avvio di ripresa, manca ancora un tempo, ma il Catania si scioglie, concede campo agli avversari, gambe bloccate tranne per qualche interprete, Inglese su tutti, e soluzioni tattiche rivedibili. Jimenez, un esempio schierato da mezzala, non entra mai in partita. Diciamo che anche lui oggi non era, purtroppo per noi, non era in una giornata positiva. Per raccontare la pochezza generale, tranne, lo ripetiamo, per qualche interprete, il protagonista di giornata in casa Catania è stato Dini, che ha salvato il risultato nel finale, altrimenti sarebbe stata addirittura sconfitta. Il pericolo scampato non ha evitato la rabbia dei tifosi, contestazione per tutti, per la squadra, per il tecnico, per la dirigenza, per la proprietà. Allo stadio c'era Pelligra col fratello Paul, in generale condannata la gestione che ovviamente coinvolge tutte le parti in causa. La partita sembra la naturale conseguenza, l'unico filo conduttore della stagione resta l'andamento altalenante a cui, per dirla con l'allenatore in seconda del Catania, nella ripresa si aggiunge anche altro. Io credo che la squadra sia andata un po' in paura dopo aver subito il gol, e come magari se avesse pensato che magari era un'altra giornata magari che non si vinceva tra le mura amiche. Questo purtroppo non deve capitare. 2 pareggi per 0-0 nell'ultimo turno, sia per il Messina che per il Trapani. Sentiamo Francesco Triolo. All'orizzonte un derby che assomiglia tanto ad un crocevia per Messina e Trapani. 7 giorni di tempo per arrivarci al meglio, ma oggi la condizione delle due formazioni siciliane è diametralmente opposta, quasi a ribaltare i valori che dice la classifica attuale. Il Trapani, a dispetto della posizione playoff, non vive certo un periodo felice, testimoniato anche dall'impazienza, chiamiamola così, del presidente Antonini, che dai suoi social ha fatto capire come la partita di ieri contro il Sorrento sia stata per lui noiosa. Uno 0-0 frutto delle difficoltà di una squadra rivoluzionata sia nell'organico che alla guida tecnica, e che ha giocato 3 partite in 7 giorni. Quella che si aprirà domani è la prima settimana intera di vero lavoro per Vincenzo Torrente. Da quanto visto contro il Sorrento si dovrà lavorare per allineare la preparazione di tutti i nuovi e trovare assetto e ritmo per tutti i 90 minuti. A Messina Torrente non avrà a disposizione Sabatino, un ex che era diffidato e che sarà squalificato dal giudice sportivo dopo l'ammonizione rimediata per il fallo su Musso. A Messina invece la classifica parla di piena zona play-out, ma da quando è arrivato Banchieri in panchina i giallorossi hanno inanellato 4 risultati utili consecutivi, l'ultimo in pareggio in casa del Benevento di sabato scorso. La strada verso la salvezza è ancora lunga e difficile, ma i nuovi hanno cambiato l'atteggiamento della squadra, che lotta e non molla, che è più concreta. Crimi e Pietrucci danno ordine, contro il Benevento Costantino da titolare ha dato maggiore peso all'attacco. Quella col Trapani è la prima di un ciclo terribile, dopo infatti il calendario prevede Monopoli e Avellino, ma in questo momento il Messina non può guardare gli avversari. Prima di chiudere, una notizia appena battuta dall'agenzia ANSA: un uomo è morto dopo essere stato aggredito da alcuni cani in contrada Amalfitano a Bagheria, in provincia di Palermo. Stanno indagando su questo episodio i carabinieri per cercare di capire cosa è successo, ma soprattutto per risalire ai proprietari dei cani. Bene, io mi fermo qui, grazie per l'attenzione. Vi ricordo che subito dopo questo telegiornale andrà in onda Anteprima Corner per parlare ancora di sport. Grazie per l'attenzione a tutti e buon pomeriggio.